bambina di 5 anni precipita dal quinto piano di un condominio mentre mamma e papà sono a tavola. La piccola è grave in ospedale e i genitori denunciati per lesioni colpose. Giornata da incubo lungo l'autostrada A4, nel pomeriggio scontro mortale tra un furgone e un tir a Cessalto, in mattinata tratto chiuso per il ribaltamento di un'autocisterna carica di sostanza tossica. Ha riportato solo alcune contusioni un 60enne di Nervesa caduto per decine di metri in una scarpata con l'auto alle pendici del Grappa, ma il recupero è stato complesso. Ancora furti a Roncade, l'ultimo episodio in una villetta a Schiera, sorpresi dai proprietari che si trovavano in camera, i ladri sono scappati con l'associazione Furti in Corso che invoca rinforzi. Il colpo in villa Santa Maria del Rovere e l'indifferenza dei vicini, mentre il web si divide tra rabbia e indignazione, interviene il referente del controllo di vicinato, serve, dice, più solidarietà. Arriva in Parlamento il caso dello squadrismo Summerfest di Vedelago, interrogazione del Partito Democratico al ministro Piantedosi, mentre la politica dibatte sull'ennesima provocazione dei Vannacciani. Leonardo Maria Del Vecchio lascia Essilor Luzzottica, sotto accusa la gestione dell'amministratore delegato Francesco Milleri, definita distante e impersonale. Gattino abbandonato lungo il passante di Mestre, salvato e adottato da un ausiliario autostradale alle prese con gli ultimi interventi prima di andare in pensione. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali che parte dal dramma che si è vissuto nella tarda mattinata a Montebelluna, una bambina di 5 anni precipitata dal quinto piano di un condominio. La piccola è grave in ospedale ma non sarebbe più in pericolo di vita, genitori denunciati per lesioni colpose gravissime. La cosa è grave. Perché io abito qua, primo piano, suo papà è venuto a suonare in casa mia. Lui ha pensato, il balcone è casa mia. E dice no, è secondo piano. È andato là insieme e ha visto qualcosa di strano. Ha visto la bambina, purtroppo era caduta. Sì, è caduto. Sì, è grave anche. Un volo dal quinto piano, un tonfo, poi il silenzio. La piccola, 5 anni, di origini asiatiche, ha scavalcato il parapetto del terrazzo ed è precipitata. Una caduta da circa 9 metri, attutita leggermente dalla tenda da sole del secondo piano, dove la bambina è finita. Là, proprio là. L'ho trovato sotto così sul terrazzo. Basta. Terribile. I genitori al momento del gravissimo incidente erano in casa ma non si sarebbero resi conto di quanto stava accadendo. Il papà cinese e la mamma cambogiana avrebbero riferito ai carabinieri intervenuti sul posto di non essersi accorti dei movimenti della figlia in quanto erano seduti a tavola per il pranzo. Sarebbe stato il fratellino di 2 anni che stava giocando con la sorella più grande che avrebbe avvertito la famiglia di quello che era accaduto. I genitori saranno denunciati all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di reato di lesioni colpose. Ho visto prima tutte le ambulanze che erano là. Ma da poco che sono qui? Sì, da poco, ma 1 anno può darsi anche. Hanno solo meno. una bambina? No, anche una maschio, 2 anni, 3 anni mi pare. Sul posto l'elicottero del SU-M118 di Treviso che ha trasportato la piccola ed i genitori all'ospedale di Padova dove la bambina è stata ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi. La magistratura dovrà accertare se la coppia avesse messo in atto tutte le misure idonee ad impedire che l'incidente potesse accadere. Giornata da incubo quella di oggi sull'autostrada A4, questa mattina l'incidente con la cisterna carica di fenolo che ha visto la chiusura dell'autostrada in entrambe le carreggiate e poco fa la tragedia con un tamponamento mortale tra un furgone e un camion. L'incidente si è verificato alle 17:15 nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, ancora al vaglio della stradale, il conducente di un furgone non si è accorto della coda causata ancora dall'incidente di stamane e ha percorso diverse centinaia di metri prima di schiantarsi contro un auto articolato, ultimo mezzo della coda che aveva davanti. Per il conducente del furgone non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, il personale del 118 e di Autostrade Alto Adriatico. Nel frattempo si sono concluse le operazioni di rimozione della cisterna incidentata. Il tratto tra San Stino e Portogruaro è stato
riaperto. Allora con il prossimo servizio andiamo proprio a vedere insieme cosa è successo nel primo incidente che si è verificato in mattinata. Un'autocisterna che trasportava fenolo, sostanza tossica e corrosiva, si è ribaltata sull'autostrada A4 all'altezza di Portogruaro in direzione Trieste. Illeso l'autista del mezzo. A seguito dell'incidente il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico per tutta la giornata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Portogruaro e Motta di Livenza, anche gli specialisti del nucleo biologico chimico radiologico regionale per il pericolo di diffusione di sostanze chimiche. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, il mezzo pesante avrebbe prima impattato contro la barriera laterale e poi quella centrale prima di rovesciarsi. Oltre alla chiusura del tratto tra Portogruaro e San Stino, verso le 12 è stata anche disposta la chiusura del tratto opposto in direzione Venezia, in cui è avvenuto l'incidente, per consentire in sicurezza le operazioni di trasbordo della sostanza in un altro mezzo speciale giunto sul posto e il raddrizzamento della stessa cisterna incidentata. E dunque dall'autocisterna ribaltata a Portogruaro allo schianto mortale a Cessalto, la giornata infernale in A4 nelle parole del sindaco di Cessalto Emanuele Crosato, che è giunto sul posto della tragedia avvenuta nel pomeriggio, parole raccolte dal nostro Nicola Marcato. Una giornata decisamente infernale. Questa mattina c'è stato il primo incidente, un'uscita da parte di un'autocisterna, molto probabilmente una distrazione. Ci siamo preoccupati subito perché il ricordo è di circa 20-25 anni fa, quando abbiamo lasciato le nostre abitazioni in questo tratto, nel tratto di Sant'Anastasio, tra Sant'Anastasio e San Stino, dovuto a una fuoriuscita di sostanze pericolose. Quindi mi sono subito accertato tramite la polizia locale, vigili del fuoco e Autostrade Adriatico. Abbiamo avuto la sicurezza che comunque la sostanza era corrosiva per il manto stradale, ma non era pericolosa, diciamo, per la cittadinanza. Il secondo incidente invece è successo poco tempo fa, nel pomeriggio, dovuto molto probabilmente alla fila dovuto al primo incidente, con l'uscita obbligatoria verso al casello di San Stino, quindi una grande coda tra Cessalto e San Stino. Molto probabilmente anche qui una distrazione, un mezzo pesante con un furgone, quindi veramente una grande giornata di tristezza, una tristezza enorme quando succedono queste cose, soprattutto quando si hanno le notizie di persone, di autisti che nel loro lavoro perdono la vita. Questo è il tratto in cui non c'è la terza corsia. Purtroppo si stanno facendo i lavori, molto probabilmente erano considerazioni da fare ormai 10 anni fa sul fatto che era opportuno continuare ad andare avanti. Qua si è voluto lasciare un imbuto e queste sono le conseguenze, purtroppo. Allora facciamo il punto delle chiusure con una nota arrivata da poco proprio da Autostrade. Abbiamo detto che si sono concluse le operazioni di rimozione della cisterna contenente fenolo e dunque verso le 18:45 è stato riaperto il tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Riaperto anche l'ingresso allo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Al momento permangono tuttavia code tra San Donà e Cessalto in direzione Cessalto a causa, lo avete sentito, proprio del grave incidente tra un furgone e un tir in cui ha perso la vita un autista. Ha riportato invece solo alcune contusioni un automobilista sessantenne di Nervesa della Battaglia che è caduto per decine di metri in una scarpata alle pendici del Monte Grappa. È stato recuperato non senza difficoltà un sessantenne di Nervesa della Battaglia che alla guida della propria vettura è uscito di strada intorno a mezzogiorno, finendo una cinquantina di metri più in basso lungo un pendio laterale erboso. L'incidente si è verificato a Cismon del Grappa, in comune di Valbrenta, non distante dal rifugio Scarpon. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, ma non era in grado di dare informazioni chiare sulla propria posizione, lamentando dolori al costato, probabilmente dovuti all'apertura degli airbag. Dopo vari tentativi andati a vuoto per geolocalizzarlo, una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è riuscita ad avvicinarsi a bordo di un fuoristrada, mentre sopraggiungeva da Belluno anche l'elicottero Falco 2 che ha sbarcato in zona un tecnico di elisoccorso. Nonostante gli fosse stato chiesto di non spostarsi, l'automobilista aveva però cambiato posizione, complicando ulteriormente le ricerche, rese già difficili dalla presenza di nubi basse. Appena le nuvole si sono dissolte, i soccorritori sono riusciti a
individuarlo e trasportarlo all'ospedale di Feltre. Prima di proseguire con la nostra scaletta andiamo a vedere l'home page di Treviso Today che dà conto di un infortunio sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio. Via Scattolin, quinto di Treviso, urtato da un escavatore, si ferisce a una gamba, operaio in ospedale. Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio in un cantiere edile, un operaio al lavoro è rimasto ferito per l'urto di un escavatore che vedete nella foto. Ricoverato al Cafoncello, è fortunatamente fuori pericolo. Sul posto, come vedete anche dalla fotografia, carabinieri e naturalmente gli ispettori dello Spisal. Pagina dei furti adesso, ancora ladri in azione in quel di Roncade, l'ultimo episodio in una villetta a Schiera, sorpresi dai proprietari, i malviventi sono scappati, con il presidente dell'associazione Furti in Corso, Christian Demma, che ha scritto al prefetto a fronte di questa escalation nella Marca, dice servono rinforzi dei carabinieri del battaglione Veneto di Mestre. I proprietari in camera da letto al piano superiore, i ladri che forzano il balcone ed entrano in soggiorno. Ancora un episodio nella Marca flagellata dai furti, l'ultimo a Roncade in via Garibaldi in una villetta a Schiera. Allarmati dai rumori provenienti dal piano di sotto, i proprietari sono scesi, ma i ladri probabilmente sentendoli arrivare sono scappati. Risultato: paura ed infissi scardinati. Le ultime settimane in provincia di Treviso sono state davvero roventi sul fronte dei furti messi a segno o tentati, e non solo nelle abitazioni rimaste vuote per le ferie. Di qui la richiesta al prefetto di Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso. Oggi stesso farò una mail alla prefettura, gli richiederò un attimo di implementare le forze dell'ordine che stanno già facendo il massimo, ma forse ci serve un aiuto, magari come spesso succede dal battaglione di Mestre, per andare a coprire di più il territorio, perché se questo è il preludio di quest'estate, io ho sempre l'ansia di quando arriverà ottobre-novembre, perché c'è un incremento di furti ancora di più. Intanto il comune di Roncade ha rafforzato i controlli della polizia locale ed ha pronto il piano per incrementare la videosorveglianza. Noi come sindaci cerchiamo di fare tutto quanto quello che è possibile per cercare di contrastare il fenomeno. Infatti anche qui nel periodo estivo abbiamo messo in piedi i serali con la nostra polizia locale che gira il territorio proprio per far fronte alle effrazioni nelle abitazioni. Un'ora di lavoro con arnesi da scasso per aprire la porta blindata, i ladri che entrano, l'allarme che suona, la casa razziata e il maxi bottino da 100.000 euro. Eppure nessuno tra i vicini di casa ha chiamato le forze dell'ordine e paradossalmente, dopo l'appello ai nostri microfoni della proprietaria a maggiore solidarietà tra vicini, sono arrivati pure i commenti negativi sui social. Voglio credere in un mondo migliore. E allora io faccio un invito a tutte le persone di denunciare quando sentono dei rumori strani. Non si può sentir battere per un'ora e non chiamare la polizia o i carabinieri. L'appello di Francesca Tessari ad una riscoperta del senso civico e della solidarietà tra vicini di casa dopo il maxi furto subito nella propria abitazione ha paradossalmente suscitato reazioni negative. Per entrare nella villetta di Santa Maria del Rovere, dotata di allarme e porta blindata, i ladri ci hanno messo almeno un'ora, facendo non poco rumore nel cuore della notte. Possibile che nessuno abbia chiamato le forze dell'ordine? Possibile che si sia arrivati a tanto cinismo? L'abbiamo chiesto a Daniele Pellicciardi, referente provinciale del controllo di vicinato e figura simbolo della richiesta di giustizia dopo il massacro dei suoi genitori a Gorgo al Monticano 19 anni fa. Il senso civico sarebbe quello che quando senti un rumore che non ti appartiene nella tua casa o senti qualcos'altro, specialmente in orari un po' strani, da far rumore, insomma, sarebbe da fare un po', come diciamo, i curiosi di una volta e interessarsi di cosa sta succedendo. Purtroppo in questo ultimo periodo, insomma, ci siamo un po' persi questa voglia di intrometterci nelle affari degli altri, però in questo caso sarebbe stato utile, ecco. Senso civico e solidarietà tra vicini di casa che stanno alla base delle molte comunità di controllo del vicinato della provincia. I referenti in contatto con le forze dell'ordine sanno come vagliare le segnalazioni dei cittadini, che comunque devono essere parte attiva e tenere gli occhi aperti, non girarsi dall'altra parte. Io penso sempre che il senso civico, se senti
se senti un rumore strano, io anche se non faccio parte del controllo del vicinato, comunque mi allerto e vedo il perché di questo rumore strano, almeno tiro su una tapparella, apro un balcone, guardo fuori, insomma almeno un minimo di interesse, ecco. Dopo del resto non puoi obbligare nessuno comunque a fare le cose. Una telefonata ancora con i contorni da chiarire, poi alcuni movimenti sospetti vicino a casa, è quanto racconta una signora che preoccupata ha chiesto l'intervento dei carabinieri, è accaduto a Meduna di Livenza. Era al telefono con la figlia quando improvvisamente la signora Emanuela Lunardelli racconta di aver sentito una voce maschile inserirsi nella conversazione. Una voce che le chiedeva un aiuto in denaro e che sarebbe stata percepita soltanto da lei e non dalla figlia. Mi chiedo questo tizio come ha fatto entrare nella chiamata tra me e mia figlia. Non capisco questo. Insospettita da quella voce, Emanuela ha deciso di non proseguire la conversazione e di non rispondere alle richieste di denaro. Poco dopo la comunicazione si è interrotta. Successivamente la donna ha controllato il telefono constatando che non risultava alcuna telefonata registrata. A destare ulteriore preoccupazione però è stata un'auto sospetta nei pressi della sua abitazione. Sono andata nell'angolo qua della casa del condominio e ho visto una macchina che entrava. Dall'altra parte entrava una macchina scura e si è parcheggiata dietro qua il nostro condominio, si è parcheggiata là. A questo punto la signora ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che sono intervenuti per verificare la situazione. I carabinieri mi hanno detto: signora, stia tranquilla, si chiuda dentro, non esca fuori e noi veniamo a controllare. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, però, dell'auto segnalata non c'era più traccia. Bene ha fatto la mia concittadina Manuela a segnalare subito alle forze dell'ordine, a chiamare il sottoscritto. Queste truffe telefoniche continuano e purtroppo sempre di più, quindi dobbiamo assolutamente segnalare. Cambiamo pagina adesso, arriva in Parlamento il caso dello squadrismo Summerfest di Vedelago, interrogazione del Partito Democratico al ministro Piantedosi, mentre la politica dibatte sull'ennesima provocazione dei vannacciani. Squadrismo Summerfest. I parlamentari Dem, Rachele Scarpa e Piero Fassino hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per capire se sia a conoscenza dell'evento svoltosi sabato a Vedelago e se la prefettura di Treviso abbia già acquisito informazioni sulla manifestazione con chiari richiami al ventennio. Squadrismo, camerati, razzapiave, Scarpa e Fassino sollecitano il Viminale a verificare se ci siano gli estremi per contestare la violazione della legge Scelba e della legge Mancino. Di reati ha parlato apertamente il presidente provinciale dell'ANPI Giuliano Varnier. L'associazione Partigiani deciderà nel corso della riunione fissata per giovedì se presentare un formale esposto. Allo Stato non ne sono stati depositati né in prefettura né in procura. È sul fronte politico dunque che il caso tiene banco, come prova il dibattito in diretta a Focus. La libertà non si acquista una volta per tutte, la libertà è la libertà politica, la libertà rispetto al vecchio regime fascista è un fatto che viene conquistato quotidianamente, quindi non si dorme sugli allori. Però non vorrei neanche che si esagerasse. Era una festa privata, era una festa dove male a nessuno non ne hanno fatto, sono termini ed è un tipo di linguaggio lontanissimo da me, che non utilizzerei sicuramente, non esagererei insomma la cosa, però ecco quello che io noto è una continua provocazione da parte del movimento di Vannacci. Il nodo sta proprio lì, Vannacci. A promuovere la quinta edizione del festival è stato infatti il montebellunese Cristian Zamperoni, da 2 mesi tesserato con Futuro Nazionale. Sta passando un linguaggio che non va bene, non va assolutamente bene, non è una questione di critica politica, di osservazione, di riflessioni che sappiamo tutti che va fatta assolutamente il confronto. Lui va oltre e va oltre anche coi propri iscritti all'interno del movimento, quindi è una cosa che dobbiamo veramente, che deve far riflettere al di là di questa festa che sia stata
più o meno conosciuta nel termine da parte di chi vi ha partecipato. Per l'ex europarlamentare leghista Gian Antonio D'Arè, alzare così tanto l'asticella rischia di essere controproducente per Vannacci. La destra e l'estrema destra c'è già con Vannacci, casomai Vannacci ha bisogno di avere quel voto moderato dell'elettorato che con queste uscite sicuramente non porta e non fa bene. È una festa privata e fino a prova contraria ognuno fa quello che crede. Poi associare questo a una scia di partito è sbagliato. Chiamare in campo la legge Scelba, quella Mancino, eccetera, eccetera, mi sembra un pochino esagerato. A fronte di uno stanziamento nazionale di 98 milioni di euro per contrastare i dissesti idrogeologici, ai comuni del Veneto sono stati assegnati appena 4 milioni e mezzo. Dura la presa di posizione di Mario Conte, presidente di ANCI Veneto. Io ringrazio il governo che mette a disposizione dei comuni italiani ingenti somme per la messa in sicurezza idrogeologica, di polizia urbana e tante altre progettualità. Chiedo però fortemente al governo di rivedere le modalità di distribuzione di queste risorse per evitare, come ultimamente sta succedendo troppo spesso, che i comuni veneti vengano non penalizzati ma addirittura umiliati. Ci rimangono le briciole di questi bandi. Su un bando da 95 milioni, poco meno di 5 milioni sono arrivati ai comuni veneti. Il presidente di ANCI parla addirittura di un'umiliazione subita dai comuni veneti che prenderanno le briciole dal governo, che dei 98 milioni di euro messi a disposizione per il fondo sicurezza ne destina appena 4,5 ai comuni del territorio veneto. Comuni che avrebbero bisogno dei fondi tanto quanto gli altri. Abbiamo necessità di queste risorse tanto quanto i comuni del sud e quindi è fondamentale rivedere le modalità di distribuzione di queste risorse con una sorta di federalismo regionale che dia la possibilità ad ogni regione di avere una percentuale adeguata di risorse da distribuire ai propri comuni. Il problema resta la virtuosità dei comuni veneti che spendono le risorse assegnate, hanno i conti in ordine eppure vengono penalizzati. L'appello dunque è anche ai parlamentari veneti che siedono a Roma, che alzino la voce. Sì, siamo virtuosi, però troppo spesso l'essere virtuosi diventa un elemento penalizzante e non valorizzante e quindi chiediamo che ci sia davvero un'inversione. Per questo chiediamo aiuto anche ai nostri rappresentanti nel Parlamento che sono sempre molto attenti e sensibili. Chiediamo di schierarsi a fianco dei sindaci per rivedere queste modalità di distribuzione di risorse che siano eque e che possano consentirci di dare risposte ai nostri cittadini sotto tanti punti di vista, dalle infrastrutture sportive, la messa in sicurezza idrogeologica, alla sicurezza urbana. Insomma, sono tanti i bandi che il governo sta emanando, ma sono troppe volte i comuni del Veneto si trovano sul fondo di queste graduatorie e quindi esclusi dal finanziamento. Ma sono anche tante le spese che i comuni, gli enti pubblici devono sostenere. Così proprio il comune di Treviso, proprio Cassugana, ha stanziato 1 milione di euro in via preventiva per coprire i costi maggiorati dell'energia e dei carburanti. Le crisi mondiali che non accennano a trovare fine, i costi energetici sempre più elevati per le famiglie e le imprese, ma non solo, anche le amministrazioni soffrono e l'assessore comunale al bilancio a Treviso spiega come in giunta si stanno preparando ad un'altra stagione di possibili rincari, mettendo in cassaforte 1 milione di euro in via preventiva per coprire futuri problemi. Il Comune ha ritoccato la convenzione in essere predisponendo un cantonamento sul bando energia in modo tale da non farci trovare impreparati su eventuali nuovi possibili aumenti. Insomma, quindi in via precauzionale questo 1 milione non sono aumenti ma sono un mix di aumenti e possibili futuri aumenti. Quindi abbiamo ragionato da buon padre di famiglia per la collettività. Quindi insomma un tesoretto messo lì da parte qualora dovessero esserci incrementi superiori alle previsioni. Corretto, abbiamo accantonato qualcosina in più in modo tale che se dovesse aumentare qualcosa abbiamo le risorse per far fronte alle utenze. Una cifra che il Comune ha stanziato perché già nel 2022 l'aumento dei costi energetici aveva imposto una spesa extra stimata in 1 milione di euro solo per le bollette, cifra che in seguito si era rivelata leggermente insufficiente a coprire l'intero anno solare. Quest'anno intanto l'efficientamento dell'illuminazione pubblica dovrebbe poter portare a un qualche risparmio, ma sono sempre da tenere d'occhio le spese di uffici, scuole e palestre, anche se anche qui i numerosi lavori di efficientamento nell'edilizia pubblica, finanziati con fondi PNRR e non solo, dovrebbero garantire bollette leggermente più leggere. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Riprendiamo la diretta da studio, ben trovati. Chiesa gremita e profondo cordoglio questa mattina a Sant'Agnese a Treviso, dove sono stati celebrati i funerali di Adriano Mattiazzi, storico collaboratore del Treviso Basket, nonché ex presidente di TVB Academy. Per tanti anni Mattiazzi ha fatto parte della famiglia biancoazzurra con passione e costanza. È spirato domenica mattina a 74 anni a seguito di una malattia. Se ne va un vero gentleman con un amore sconfinato per la palla canestro, lo sport e i giovani. La Nutribullet Treviso Basket si è stretta intorno alla moglie Maura, al figlio Enrico, ai fratelli Luciana e Pietro e ai nipoti. Vedete la chiesa davvero gremita. E saranno celebrati invece domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Quinto di Treviso i funerali di Andrea Mazzaro, sconfitto a 57 anni da un tumore. Volto molto conosciuto nell'ambiente agricolo, con il fratello Giovanni da oltre 30 anni conduceva a Vedelago uno degli allevamenti bovini da carne più prestigiosi della Marca per la particolare tipologia delle razze scelte. Pioniere nella gestione totale dell'azienda, dalla produzione del foraggio alla macellazione, è stato punto di riferimento per tanti giovani agricoltori della zona. Cambiamo argomento adesso. È stato inaugurato questa mattina il nuovo centro cottura di Casier. Potrà produrre fino a 900 pasti al giorno, fortemente voluto dal sindaco Renzo Carraretto e contro la minoranza che ha contrastato questo progetto in ogni modo. È un altro tassello che Casier porta a casa grazie a tutti voi e alla fiducia del versamento delle tasse che fa per chi schei viene spesi bene. Grazie ancora a tutti. Si toglie qualche sassolino dalla scarpa il sindaco di Casier mentre presenta il nuovo centro cottura di Via Fermi, fortemente osteggiato nei mesi scorsi dal gruppo di minoranza in consiglio comunale. Oggi il centro ha preso forma e vita grazie ad un accordo pubblico-privato che, se da un lato mette Euro Ristorazione, vincitrice del bando, in posizione dominante per almeno 10 anni, dall'altro vede un luogo riqualificato e funzionale per le necessità di studenti, anziani, dipendenti, ma anche parrocchiani e cittadini. Un'area un tempo degradata sarà fra poco il centro della vita del paese, dalle scuole alla casa di comunità. Abbiamo iniziato questo percorso nella realizzazione della Casa delle Associazioni, della mensa, che poi più avanti faremo anche la inaugurazione che si sta finendo, e poi abbiamo la Casa della Comunità che anche qui stanno finendo. Dunque quest'area diventerà ben definita e ben aggregata di servizi per i cittadini. Un beneficio a lungo termine, quello di produrre i pasti in casa anche sotto il profilo lavorativo. Sicuramente inizialmente, per capire un po' tutta la gestione, ci saranno gli operatori di Euro Ristorazione, ma che poi noi abbiamo anche l'accordo che nel momento in cui c'è bisogno di implementare, di avere sostituzioni e di avere continuità lavorativa, che ci sia anche la modalità della presenza e della volontà dei concittadini nostri, che daremo indicazioni. Si parla di un costo condiviso di circa 3 milioni di euro, 160.000 per i soli macchinari di ultima generazione, ma tutto è pensato per funzionare 365 giorni l'anno e con minimi sprechi. Nella scelta delle attrezzature e degli arredi è stata data particolare attenzione anche all'impatto ambientale, quindi scegliendo attrezzature di ultima generazione che consentano risparmi energetici e idrici, e quindi è stato un lavoro di importante concerto con l'amministrazione pubblica e che sicuramente porterà un vantaggio per tutta la comunità di Casier. Potranno lavorare qui circa una ventina di persone tra addetti alla cucina e trasportatori, e pertanto ci auspichiamo insomma che sia anche un volano di occupazione per il territorio. La prima inaugurazione toccherà alla parrocchia con la sagra paesana, poi si apriranno le porte delle scuole e i pasti giornalieri per i 500 studenti della zona. Recupera un gattino di poche settimane nello spartitraffico tra le due carreggiate dell'autostrada A4 salvandolo e decide di adottarlo. Michele, caposquadra degli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, festeggia così la pensione che raggiungerà tra pochi giorni dopo una lunga carriera proprio in autostrada. Questo uno dei suoi ultimi servizi, intervenendo dopo la chiamata di alcuni tecnici che stavano effettuando dei lavori sul passante di Mestre per la presenza del micio, probabilmente abbandonato e rimasto intrappolato.
ostacolato, cercava di risalire per attraversare pericolosamente la carreggiata, così i tecnici hanno subito avvisato il centro operativo ed è arrivato per l'appunto Michele. Questa, ha detto, è stata senza dubbio una delle giornate più belle proprio in uno degli ultimi servizi, quasi il segnale di una vita che continua anche voltando pagina. Avete visto la bella immagine dei due. Adesso noi andiamo alle notizie dal Bellunese. Partiamo da Leonardo Maria Del Vecchio che lascia, e non senza polemica, EssilorLuxottica. Dal 31 di agosto non sarà più presidente di Ray-Ban né dirigente di altissimo livello del gruppo. È uno strappo che pesa soprattutto nel Bellunese e ad Agordo, dove Luxottica è nata, dove ancora oggi batte il cuore industriale del gruppo. Sotto accusa la gestione dell'amministratore delegato Francesco Milleri, definita troppo distante e impersonale. Leonardo Maria Del Vecchio lascia EssilorLuxottica. Il quartogenito del fondatore dal 31 agosto non sarà più presidente di Ray-Ban e dirigente di altissimo livello del gruppo. Dopo 12 anni di attività iniziata come store manager, perché papà Leonardo riteneva che prima di guidare le persone bisognasse capire il proprio lavoro, Del Vecchio Junior chiude il suo mandato. Lascio gli incarichi, non l'azienda, che è dentro la mia storia molto prima di qualsiasi carica, scrive in un post su Instagram, e nelle storie spicca l'immagine che lo ritrae un passo indietro suo padre in mezzo alle maestranze, perché così era l'indimenticato Cavalier Del Vecchio. Poteva essere durissimo, chi lo ha conosciuto lo sa, scrive Leonardo Maria nella lettera pubblicata da Milano Finanza, ma aveva un rapporto quasi fisico con la sua azienda e con le sue persone, perché un'azienda non è una somma di funzioni, è un patto, e negli ultimi anni ho sentito quel patto indebolirsi. È uno dei passaggi più duri della lettera, in cui la critica è severa contro Francesco Milleri, il manager scelto dal padre per guidare l'azienda dopo la sua scomparsa. Ad Agordo la notizia dell'addio di Leonardo Maria Del Vecchio non può essere considerata una semplice vicenda di vertici e di azionisti, perché EssilorLuxottica non è soltanto una multinazionale dell'occhialeria, è un pezzo della storia industriale del Bellunese e lo strappo è destinato a far discutere. Il sindaco di Agordo, dove tutto è cominciato, non nasconde il suo personale dispiacere. Era l'unico della famiglia che lavorava in azienda e i rapporti con lui sempre ottimi. Con la fondazione ci ha finanziato la scuola materna, dice Roberto Chissalè, lontano dal microfono, perché la notizia è dura da commentare. Non nascondono preoccupazione le sigle territoriali di categoria CGIL e CISL e UIL, che si riservano di fare valutazioni nei prossimi giorni. È un fulmine a ciel sereno. È chiaro che il nome di Del Vecchio costituisce un legame, oserei dire, quasi indissolubile con il territorio. Quelli che sono i riflessi di questa uscita, peraltro non in termini di azionariato, non sappiamo che riflessi potrà avere, per cui la preoccupazione è più legata all'incertezza. Il confronto sindacale con l'azienda è intenso e articolato anche in vista del rinnovo del contratto aziendale in scadenza a fine anno. Intanto oggi in borsa il titolo EssilorLuxottica ha subito il contraccolpo. Il calo per tutta la giornata si è aggirato attorno all'1% e si somma alla perdita di oltre il 40% in un anno. Dietro lo scontro fra due visioni manageriali c'è una domanda che riguarda migliaia di lavoratori e un intero territorio. Quanto resterà centrale il legame tra EssilorLuxottica e i luoghi nei quali la storia di Luxottica è cominciata? La risposta oggi non c'è. Naturalmente questa notizia ha destato fra le maestranze forte preoccupazione. Noi oggi fuori dai cancelli dell'azienda l'abbiamo registrata. Vediamo il servizio. C'è stata un po' di preoccupazione perché insomma alla fine fa parte della famiglia Del Vecchio, quella era la storia della nostra fabbrica, insomma quello è. La preoccupazione sul futuro degli stabilimenti italiani di EssilorLuxottica, quello storico di Agordo, sopra ogni cosa non può essere nascosta. Al cambio turno in migliaia si riversano nei parcheggi a Valcozzena, a testa bassa, poca voglia di commentare, ma chi accetta di parlare lo fa con senso di responsabilità e gratitudine. Si vedrà la differenza? Sì, però purtroppo in peggio. Siete preoccupati? Sì, si poteva sentire che c'era una discesa.
Negativo però. È strano, non so cosa pensare sinceramente. Voi siete preoccupati? Ma io veramente sono vicina alla pensione, quindi non sono preoccupata più di tanto, ma per gli altri non lo so che conseguenze ci saranno. Il clima all'interno dell'azienda, tra di voi anche, è cambiato da quando è morto il Cavalier del Vecchio? Un po' sì, perché era l'anima della nostra, era nostro padre praticamente, era sempre considerato un padre e quindi sì, è un po' un dispiacere. Da quando è morto Leonardo Del Vecchio, che cosa è cambiato all'interno della fabbrica? Tra di voi l'avete percepito? Allora, io ho pochi anni dentro, però da quello era un po', diciamo, un esempio in più in noi, e era proprio, non so, l'amore che dava per i dipendenti. Ha cambiato tante persone qua, ha cambiato la vita di tanta gente qua, ci ha dato opportunità di migliorare la loro vita, di tanti stranieri, quindi è normale. Speriamo che sarà ancora così la fabbrica. Adesso vedremo i cambiamenti. Già quando è morto Leonardo Del Vecchio ce ne sono stati tanti e invece adesso chi vivrà vedrà. Non sappiamo cosa succederà. Siete un po' preoccupati? Se devo essere sincera, sì. Io personalmente, poi magari non è niente, però insomma fa pensare. Chi parla, lontano dal microfono, telecamera spenta, ammette che il lavoro in fabbrica è calato tanto e l'aria è più pesante, ma ci sono anche distinguo interessanti. Penso che ormai Del Vecchio dopo Leonardo non significhi più niente in un certo senso, ci sono già state tante scissioni, ormai è solo un nome credo, quindi sarà portata avanti da altri. Tra gli osservatori acuti della vita, anche economica, nell'Agordino spicca il volto e la voce di Mirko Mezzacasa di Radio Più. Gli agordini hanno vissuto e anche condiviso la grande ascesa di Luxottica fino al culmine della parabola. Lo abbiamo fatto con entusiasmo e attenzione. Con altrettanta attenzione e molto meno entusiasmo seguiamo le vicende non da oggi ma da un po' di tempo, da quel giorno che abbiamo sempre temuto, perché da anni si dice: quando non ci sarà più il Cavalier del Vecchio che cosa accadrà? Mio nonno diceva: una generazione fa, una generazione mantiene, l'altra distrugge. La storia ci dice che ad oggi una generazione ha fatto, questo è sicuro, Leonardo Del Vecchio con Luigi Francavilla. Era l'ultimo servizio per questa nostra edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo adesso naturalmente le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci.